Venezia. Gli agenti della Polfer in Borghese hanno bloccato alla stazione due cinquantenni, uno residente nel Padovano, l'altro nel Catanese, che si aggiravano con fare sospetto. Entrambi avevano uno zaino dove sono stati trovati un iPhone, un PC portatile, una macchina fotografica e dei soldi. Attraverso l'esame dello smartphone la polizia ferroviaria è riuscita ad identificare i proprietari degli oggetti, due turisti messicani che nella notte avevano raggiunto Vienna in treno partendo da Roma. Così hanno contattato la figlia via mail e tutto è stato restituito. I due ladri sono stati indagati per ricettazione. Chioggia, operazione contro il lavoro nero. Il nucleo Carabinieri, Ispettorato del Lavoro di Venezia, in collaborazione con i militari della città clodiense, ha eseguito una serie di controlli in attività imprenditoriali e agricole per verificare la regolarità contrattuale della manodopera impiegata. Durante le verifiche a campione sono state ispezionate 3 aziende attive nell'ambito della coltivazione del radicchio. Dei 6 lavoratori controllati, 4 non sono risultati in regola con la normativa di sicurezza. Inevitabile una maxi sanzione alle imprese per un totale di 11.000 euro. Si tratta in tutti i casi di braccianti italiani. Venezia. Un'onda anomala ha investito la gondola che si è rovesciata e 5 turisti coreani con il gondoliere sono finiti in acqua a 2 passi da Piazza San Marco. I 6 sono stati subito soccorsi e portati a riva da altri gondolieri, poi sono rientrati in albergo. Nessuno ha riportato gravi conseguenze. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per far riemergere e svuotare la gondola dall'acqua.